Come integrare la videosorveglianza all'impianto di allarme intrusione? Credo che questa sia una domanda che almeno una volta tutti ci siano posti, per ovvie ragioni, per la necessità di vedere che cosa è accaduto, che cosa sta accadendo nell'impianto di allarme, perché magari abbiamo il perimetrale esterno che fa scattare la sirena, che interviene senza che noi possiamo renderci conto esattamente del motivo, della ragione per cui quel perimetrale è scattato. Ebbene, allora arriva la necessità di integrare l'impianto di allarme con la videosorveglianza. Ciao, sono Davide Marcomini. Nella vita mi occupo di sistemi di sicurezza, sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza e nel video di oggi voglio parlare di integrazione tra impianto di allarme intrusione e antifurto e videosorveglianza, telecamere di videosorveglianza. Ne ho parlato in qualche modo, ho già affrontato l'argomento videosorveglianza e come sempre cerco di specificare che le telecamere di videosorveglianza non sostituiscono l'impianto di allarme, le telecamere di videosorveglianza non sono dispositivi di allarme intrusione e non posso, secondo normativa, realizzare un impianto di allarme intrusione con le telecamere. Detto ciò, ciascuno può fare ciò che meglio crede, ma un impianto di allarme intrusione realizzato con le telecamere non può essere certificato secondo CEI 793. Ad oggi, in futuro si vedrà. Questo succede perché le telecamere non sono dispositivi di allarme intrusione I&AS e non rispondono alle norme EN 50131. Chiusa questa parentesi normativa obbligatoria, andiamo a vedere qual è il punto del video di oggi, ovvero come integrare l'impianto di allarme con le telecamere. Come avrò già detto sicuramente più volte qui nel canale, integrare è una parola di cui oggi ci riempiamo la bocca, ma che può assumere diversi significati. Se per integrazione intendiamo prendo un impianto di allarme e ci metto anche una telecamera, non ho integrato nulla. Se invece quella telecamera è una telecamera IP e la mia centrale di allarme è in grado di acquisire le stringhe di quella telecamera e trasformarle in una zona IP, quella è un'integrazione più profonda. Detto ciò, potrei avere la necessità di integrare alcune telecamere di videosorveglianza in un impianto di allarme che non ha le zone IP e quindi devo ricorrere a degli escamotage. Questi escamotage oggi come oggi sono di diversa natura e di diversa tipologia, ovvero potrei avere una telecamera con delle uscite di allarme, quindi la telecamera mi mette a disposizione un cavetto o una morsettiera addirittura integrata nella telecamera che posso portare alla mia centrale di allarme e fare sì che la telecamera apra quel relè. Poi dovrò vedere tutte le programmazioni eccetera quando verranno eseguite delle azioni, quando rileverà dei movimenti eccetera. Quel relè sarà visto come il relè di un rivelatore dalla mia centrale di allarme e quindi farò scattare l'allarme quando la telecamera vede qualche cosa. Un'altra soluzione potrebbe essere la mia telecamera non ha un'uscita di allarme, a quel punto potrei avere un videoregistratore
con le uscite di allarme. Potrei avere anche un box AI esterno. Sono tutti sistemi che la tecnologia di oggi ci mette a disposizione, ma che hanno fondamentalmente tutti una problematica, ovvero quando manca corrente tutti questi dispositivi si spengono e quindi rimarrò senza quella tecnologia, senza quell'integrazione, a meno che tutti questi dispositivi non siano alimentati da un alimentatore backuppato da una batteria in grado di poter funzionare anche in assenza di rete. Una cosa fondamentale di cui devo tener conto è l'affidabilità della telecamera che andrò ad associare al mio impianto di allarme, ovvero non tutte le telecamere sono dotate di intelligenza artificiale, non tutte le telecamere sono dotate di videoanalisi basata su intelligenza artificiale, ed è facile oggi parlare di AI, parlare di intelligenza artificiale, perché c'è ovunque, c'è nel telefonino, c'è nell'automobile, c'è nel termostato di casa. No, sto scherzando, ma parliamo di AI con troppa semplicità. In realtà la telecamera deve avere una videoanalisi basata su intelligenza artificiale in grado di rilevare in modo accurato il tipo di allarme, se con questa farò scattare delle sirene, farò scattare il mio impianto di allarme, perché altrimenti rischio di generare solo una quantità enorme di falsi allarmi. Come si faceva una volta, qualcuno azzardava di collegare il motion detection dei videoregistratori di un tempo all'impianto di allarme, ma come ho già detto sicuramente nel canale, il motion detection non è una videoanalisi. Il motion detection rileva la variazione di grigi nell'immagine rilevata dalla telecamera, quindi per il motion la variazione di luminosità è un allarme, quindi se di sera passa un'automobile in strada e per lei è un allarme, quindi è assolutamente inaffidabile. Quello che voglio dire è che la prerogativa principale per associare una telecamera all'impianto di allarme è la bontà, la qualità della rivelazione. Poi che io lo faccia tramite integrazione profonda o meno, questo dipende dalle apparecchiature di cui dispongo. Certo, stiamo andando verso un'integrazione sempre più profonda nella misura in cui tutte le centrali d'allarme stanno andando in questa direzione, e quindi a breve tutte avranno l'implementazione delle zone IP. Un altro aspetto di cui tenere conto è che l'integrazione potrebbe mettere in discussione la sicurezza lato informatico del mio impianto di allarme. Parliamo sicuramente di apparecchiature connesse alla rete, parliamo sicuramente di apparecchiature connesse al cloud. Dovrò necessariamente preoccuparmi della sicurezza offerta da quella connessione. Vedo troppo spesso parlare con molta facilità di Shelly, Home Assistant o telecamere di dubbia provenienza collegate all'impianto di allarme. Ecco, qui devo cercare di capire che cosa significa andare ad integrare quei dispositivi, perché se con quei dispositivi posso attivare e disattivare l'impianto di allarme perché hanno l'app figa, io ci penserei 200 volte. Questo naturalmente perché stiamo parlando di sicurezza e non è un giocattolo. Che si possa fare, certo che si può fare, tutto si può fare, bisogna vedere quanto questo
continui a garantirmi un determinato livello di sicurezza. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche nel video di oggi. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti e spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!